24 ore su 24, le notizie corrono più veloci sul web. Guarda le ultime news sulle web TV di TG Italia, TV Veneto e tvverona.com. Connettiti con Industria e Finanza, la cronaca del Veneto e la cronaca di Verona.com. Considerando le temperature rilevate dalla rete di stazioni meteo ARPAV, risulta che l'estate 2012, mesi di giugno, luglio e agosto, è la seconda più calda del ventennio dopo la famosa estate 2003. Tale considerazione vale per le temperature medie, ma anche per la media delle massime e delle minime giornaliere. Esaminando i singoli mesi estivi, si osserva che il mese di luglio 2012 risulta più caldo del luglio 2003. Le temperature medie del mese di luglio 2012 sono però generalmente state superate nel luglio 2006 o per alcune località nel 2010 e nel 1994. I dati riportati derivano dall'analisi di una selezione di circa 20 stazioni meteorologiche distribuite sull'intero territorio regionale. Anche il Veneto conferma il trend positivo delle assunzioni in agricoltura. Rispetto ad altri settori fortemente colpiti dalla crisi, il lavoro nel settore primario si mantiene su valori positivi. Lo ha ribadito l'assessore regionale all'agricoltura Franco Manzato. Dai dati di Veneto Lavoro, relativi all'andamento del mercato occupazionale nella regione, quello agricolo si rivela positivo anche nel secondo trimestre 2012. Già nel primo trimestre del 2012 si erano registrate 12.700 assunzioni rispetto alla 12.200 dello stesso trimestre del 2011. Nel secondo trimestre siamo passati dalle 12.700 alle 13.000 assunzioni. Fine settimana all'insegna della pioggia in Veneto. Solo martedì le condizioni meteo miglioreranno. Intanto le temperature minime sono in picchiata con un salto di 15 gradi rispetto ai 30-35 del grande caldo dei giorni scorsi. L'Agenzia regionale per l'ambiente del Veneto, ARPAV, ha registrato minime autunnali: Belluno 11 gradi, Verona 13 gradi, Vicenza 15 gradi, Padova 16 gradi, Treviso 16 gradi, Vigo 17 gradi e Venezia 17 gradi. Anche le temperature massime sono calate e al di sotto della media stagionale. Per l'ARPAV il cielo è irregolarmente nuvoloso con possibili temporanee schiarite. Ora niente soldi per le ULSS del Veneto, che a dire il vero le risorse 2012 le hanno già spese. È l'anomalia romana di corrispondere alle regioni il Fondo Sanitario Nazionale a 3 mesi dalla fine dell'anno, follia ora aggravata dalla spending review, che rischia di rimettere in discussione anche la spartizione virtuale già predisposta dalla giunta Zaia e approdata in quinta commissione. Il governo Monti ha infatti rinviato al 30 settembre la ridistribuzione degli stanziamenti, che per di più sono stati decurtati di 900 milioni totali. Per il Veneto significa veder mettere in discussione il finanziamento originario di 8,4 miliardi di euro, che dovrebbe scendere di 70-80 milioni. Il sequestro di 4 colonnine e pistole erogatrici di carburante, oltre alla denuncia di un gestore, rappresentano il bilancio di una serie di controlli effettuati nelle ultime settimane dalla Guardia di Finanza di Vicenza sui prodotti soggetti ad accisa. I 4 episodi in cui si è poi arrivato il sequestro, su 24 controlli, riguardano ispezioni effettuate nel capoluogo Berico e ad Arzegnano, dove è emerso che l'erogazione dei prodotti energetici soggetti ad accisa era deficitaria e avveniva con tolleranze superiori a quelle previste.
24 ore su 24, le notizie corrono più veloci sul web. Guarda le ultime news sulle web TV di TG Italia, TV Veneto e tvverona.com. Connettiti con Industria e Finanza, la cronaca del Veneto e la cronaca di Verona.com.